Bene, eccoci insieme anche oggi. In questa puntata parliamo di una realtà magari poco conosciuta al grande pubblico, ma decisamente importante, perché vi aderiscono 1212 comuni italiani, vale a dire il 15% del totale dei comuni del nostro paese, di cui oltre 350 nel solo Veneto. Parliamo di CEV, Consorzio Energia Veneto, di cui ospitiamo il direttore Alberto Soldà. Per presentare la realtà mi piace far riferimento ad un comunicato, ad una dichiarazione del vicepresidente che ha detto: da 30 anni si discute di aggregazioni dei comuni senza alcun risultato, anzi molte unioni dei comuni nate in passato si stanno già sciogliendo. Dal canto suo il consorzio CEV sta favorendo concretamente le aggregazioni nei settori che contano davvero, come acquisti e lavori pubblici. Detto ciò, che fate? Sì, intanto buongiorno, ringrazio per l'opportunità che ci dà di far conoscere questa, come diceva lei, importante in termini numerici, perché un'aggregazione di comuni così importante non ha uguali in Italia. Ma ciò significa che i vostri servizi sono anche certo. efficienti. Allora, il consorzio, quello che dice il nostro vicepresidente è un po' la filosofia che ha fatto nascere il consorzio. Il consorzio nasce nel 2002, nasce un momento in cui vi è l'apertura al mercato libero dell'energia. L'apertura al mercato libero dà la possibilità di acquistare al miglior prezzo, però diciamo in un mondo in cui ci sono tanti energivori, cioè grosse quantità. Cioè, in pratica si può trattare il prezzo, però bisogna avere una massa critica. Le grosse quantità. Noi pensiamo a quanta energia consuma un comune, dall'illuminazione pubblica, agli edifici scolastici e tutto quanto. Quindi nel 2002 7 comuni veneti si mettono assieme, formano questo consorzio e iniziano questa esperienza, potremmo chiamarlo anche inizialmente come gruppo di acquisto. Trattano annualmente la quantità di energia loro necessaria. Da questa esperienza qua poi i risparmi sono notevoli, proprio in termini economici, ci si allarga e il consorzio diventa un po' un referente per tutto quella che è la materia energetica, energia e gas. Da quel momento lì, diciamo, iniziano ad aumentare i comuni, iniziano anche ad aumentare quelli che sono i servizi. Oggi noi siamo presenti con soci in tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Val d'Aosta. Ecco, i numeri dei comuni del Veneto sono circa, adesso qualcosina meno, però insomma siamo intorno ai 350, sì, insomma, sì, cosa meno, perché dopo si flutta, cioè nel senso che si entra e si esce. Altro dato interessante, i numeri dei nostri comuni, ben 700 sono sotto i 5.000 abitanti, per cui noi oggi rappresentiamo una tipologia di comune piccolo, con difficoltà anche organizzative interne, perché per esempio pensiamo che ci sono comuni con 1.000 abitanti dove ci sono due dipendenti. Per cui l'aggregazione ha portato a fare, non se ne parlava ancora, la prima spending review, cioè il comune risparmia. Da quel momento lì poi i servizi del CEV sono sempre andati verso questa direzione. Ancora oggi noi offriamo ai nostri associati una convenzione per la fornitura di energia e gas attraverso un accordo quadro, una gara fatta a livello nazionale molto grossa che per 4 anni ci garantisce la fornitura di energia. Cosa importante da sottolineare, la nostra energia che forniamo è energia verde al 100%. Noi non diamo, chi vuole aderire alla convenzione CEV sa che avrà energia verde, significa energia prodotta, cioè la società che ce la fornisce ci deve garantire e certificare il fatto che è energia verde. Ecco, potremmo dire che, da quello che sto capendo, il CEV è un ulteriore esempio di buona amministrazione veneta, vale a dire. Nel Veneto esistono realtà, mi viene sempre in mente, anche se in un altro settore, la bilateralità nelle contrattazioni tra imprenditori e sindacati, insomma, che sono all'avanguardia nel nostro paese. Se voi associate il 15% dei comuni italiani, evidentemente la vostra è una bella realtà. Quelli che non sono associati,
Voglio dire, esiste concorrenza, vanno da soli, come fanno? Ma diciamo che chi non è associato fa in proprio. O esistono altri consorzi No, in Italia del genere? in realtà assolutamente. Allora, quando è partito il consorzio, cioè uno che non aderisce al CEV, cosa fa? Si compra l'energia in quello che è oggi il mercato, quella che è appunto, sicuramente la paga di più. ma adesso in questo momento qua, dopo ci sono fluttuazioni, ci sono gare, il mercato dell'energia è completamente cambiato. Altra cosa importante che tengo a sottolineare è che noi abbiamo introdotto per la prima volta nella fornitura di energia quelli che chiamiamo servizi accessori, cioè la fornitura di energia da parte e del gas da parte del consorzio fa, o meglio, dà al comune una serie di servizi importanti: la fatturazione per centro di costo, che significa sapere come quanto costa l'energia per singola appunto, componente, la raccolta di tutta una serie di dati a fini statistici che poi vengono utilizzati, anche perché oggi il tema fondamentale, più importante, è l'efficientamento. Cioè noi sentiamo parlare sempre di questo tema, la pubblica amministrazione lo usa spesso. Cosa significa efficientare? Significa cercare di realizzare delle economie di spesa nei consumi di energia attraverso il miglioramento dei propri impianti. Il consorzio in questo si è, diciamo, specializzato perché propone ai propri soci tutta una serie di servizi in questo settore. Abbiamo un grosso... pensando alle macchine pubbliche, insomma, ce ne sia da fare. Certo, faccio un esempio. Di ricerca di efficienza. Quello che noi adesso stiamo facendo proprio in questi giorni è l'efficientamento della pubblica illuminazione. Noi abbiamo 100 comuni... Mi aveva illuso. Ecco. Pubblica amministrazione, facevamo una ola. Pubblica illuminazione, sono 100 comuni, il consorzio ha ottenuto 1,5 milioni di finanziamento da parte della BEI, Banca Europea di Investimenti, e sostiene il 90% di tutti i costi legati alla, diciamo, analisi della situazione del comune, redazione del PRICO PCI, che sarebbe un po' il piano generale della luce che permette ai comuni di avere il monitoraggio di quella che è la propria rete di pubblica illuminazione, e porta i comuni a bandire una gara dove l'adeguamento dell'impianto viene pagato con il risparmio prodotto dall'efficientamento. Noi finora abbiamo già portato... Un po' come si faceva con i pannelli solari, voglio dire. Certo, il concetto è questo: io ti pago con quello che risparmio. Abbiamo già una decina di comuni che hanno terminato l'iter. Un dato che è uno dei comuni anche un po' più grossi che abbiamo avuto è quello di Salsomaggiore Terme. Salsomaggiore Terme ha aggiudicato una gara, un project in cui la ESCO che ha vinto realizzerà investimenti per 3 milioni, sì, che si occupa di energia, 3 milioni di euro. Hanno garantito una riduzione da 2.145.000 kilowatt che utilizzavano a 622.000, vuol dire un risparmio del 71%. Oggi noi portiamo i nostri comuni che aderiscono... Che sia ancora illuminata Salsomaggiore. No, sarà illuminata meglio, perché gli interventi cosa prevedono? Prevedono la sostituzione delle lampade con i vapori di sodio o di mercurio, con il LED, un sistema di garanzia. Cosa è successo in questi anni? Che i comuni purtroppo per contenere i costi spegnevano una luce sì, una luce no. Questo ha avuto grossi problemi anche pericolosi per chi circola per le strade. Ecco, questa è una soluzione che noi stiamo offrendo, è un progetto che ha un grande successo, lo stiamo proponendo un po' dappertutto. La BEI che ci ha fatto visita, calcoliamo che... BEI, la Banca Europea degli Investimenti. Questo si chiama Fondo Elena, è un fondo legato proprio all'energia, sono 5 progetti in tutta Italia, noi siamo l'unico ente che non è provincia, per cui possiamo proporlo a tutti i comuni dell'intero territorio nazionale. Abbiamo molte richieste e il progetto sta andando molto bene. Possiamo dire che voi siete l'anello mancante o uno degli anelli mancanti per quegli obiettivi 20-20-20, cui anche l'Italia vale a dire la riduzione del 20% nei consumi elettrici? Noi siamo sostenitori del patto dei sindaci, abbiamo partecipato sin dall'inizio
e aiutiamo i comuni a raggiungere gli obiettivi. Come? Con l'efficientamento, questo era un esempio. Non dimentichiamoci che il consorzio ha realizzato per i propri consorziati oltre 300 impianti fotovoltaici, per cui un altro obiettivo del 20-20-20 era arrivare a produrre il 20% più di energia rinnovabile. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo col progetto 1000 impianti su 1000 tetti su 1000 scuole. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo realizzato sopra le scuole, edifici pubblici, impianti fotovoltaici, quindi togliendo al comune la progettazione, il costo della realizzazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, gli adeguamenti, ce ne occupiamo noi, il comune usa, ci dà il tetto, usa l'impianto, usa l'energia come autoconsumo, quell'energia che non usa se la vende, la mette in rete, e a quel punto lì oltretutto abbiamo installato tutta una serie di pannelli all'interno delle scuole in cui i ragazzi vedono quella che è la CO2 risparmiata. Quindi noi ci troviamo insomma ad avere una quantità di impianti fotovoltaici. Io ho anche un dato, anche perché sono dati questi in questo momento interessante, perché dal 19 al 25 ci sarà la settimana dell'energia. Per cui noi cosa stiamo facendo? Stiamo fornendo a tutti i nostri comuni, lo chiamiamo il kit di ente virtuoso, sarebbe tutta una serie di documentazione in cui il sindaco può far vedere alla sua comunità cosa sta facendo per l'ambiente. Quindi gli diciamo quanta CO2 ha risparmiato di mettere, gli certifichiamo che l'energia sua è energia verde e gli diamo tutta una serie di diciamo di dati. Ecco, il dato che mi interessava dare era proprio bene, se no andiamo in era quello relativo a quanta CO2 nel 2016 abbiamo risparmiato. Se no ci fidiamo. È un dato molto interessante. Se nel frattempo lei lo trova, andiamo in sigla dicendo che mi pare di aver capito che il CEV, Consorzio Ecco, mi Energia permetta Veneto, però un altro aspetto. una battuta, perché sì, sennò una battuta molto semplice. Noi facciamo anche un altro servizio, facciamo la centrale di committenza. Per i piccoli comuni noi li aiutiamo a fare le gare, comuni che non hanno la loro struttura. Per dargli un esempio, 270 comuni fanno fare al CEV le loro gare, circa 100 gare, 100 appalti fatti quest'anno, oltre 20 milioni transati per la nostra piattaforma. Chiudo in sigla. Grazie ad Alberto Soldà, che è il direttore del CEV, Grazie Consorzio Energia Veneto. Grazie a voi. A domani.